un argomento importante. Io con Marina mi sono confrontata già su questa cosa e sono molto contenta finalmente di farlo live. E mi ha detto: io voglio contribuire a rendere la lingua sarda pop. Purtroppo c'è questa cappa, soffoca la libertà anche di espressione in sardo, perché purtroppo molto spesso viene giudicato chi parla in sardo e quindi tende a non farlo. Invece con questo lavoro sui social noi stiamo dimostrando che si può poppizzare il sardo, cioè può essere una lingua di tutti. Quali sono i feedback che ti arrivano più spesso? Insomma, ti defecano molto il membro? Abbastanza. Allora, finalmente qualcuno mi trova un po' liberatoria, perché dice: cavolo, è vero, a me non mi hanno mai fatto parlare il sardo, non perché io non abbia voluto, ma perché non me l'hanno permesso. Uno, perché non me l'hanno insegnato. L'altro atteggiamento invece è quello aggressivo, mortificazione della lingua, paresi stroccende. Non lo vai a paresi stroccende, no? Sembra che lo stai storpiando. Stai storpiando, lo stai beffando. Le mie il nonne sardo. parlavano sardo benissimo, tutte e due, però non mi hanno mai parlato in sardo. Tra l'altro le mie nonne erano entrambe maestre elementari, pensa a te. Comunque a me non parlavano in sardo, perché comunque mi volevano salvare, perché non dimentichiamoci cosa ha fatto anche il fascismo, che ha eliminato, no? le parlate locali. Però adesso noi siamo un'altra generazione. Brava. Noi siamo completamente usciti da questa cosa, non esiste neanche più. Chi ti impedisce di parlare in sardo oggi in realtà è semplicemente una persona molto purista.